Il 15 e 16 maggio anche i montagnanesi andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I candidati Loredana Borghesan, Roberta Di Salvatore ed Alessandro Guccioni hanno risposto a 5 domande relative alle problematiche della città murata. Come intendete rilanciare i settori commerciale e agricolo che attualmente soffrono pesantemente della crisi? Per quanto riguarda il commercio, credo sia necessario che amministrazioni, associazioni di categorie e commercianti trovino delle intese e creino dei progetti che riqualifichino il centro e soprattutto che rendano i negozi del centro come punto cardine per lo sviluppo commerciale a Montagnana. L'idea principale sarebbe proprio quella del famoso centro commerciale naturale. Ecco, bisogna riqualificare e trovare sinergie tra amministrazioni, associazioni di categorie e negozianti. Per quanto riguarda l'agricoltura, credo che sia fondamentale salvaguardare il territorio, quindi evitare edilizia a macchia d'olio, ma salvaguardare il territorio agricolo, creare un supporto alle imprese agricole a livello di ricerca e di sviluppo per creare prodotti nuovi, prodotti di maggiore qualità, incentivare la vendita a cosiddetta chilometro zero, cioè la vendita diretta, e trovare degli spazi che consentano appunto di fare questa tipologia di vendita che potrebbe essere veramente rilancio per tutto il settore agricolo del montagnanese. Ecco, questo si può benissimo anche ricollegare a un discorso turistico e al discorso di rete che noi cercheremo di attuare sotto tutti i punti di vista, in tutti i settori. Per quanto riguarda il settore agricolo, la nostra idea fondante nel nostro programma è quella di cercare di ottimizzare la produzione, di incentivare la produzione di prodotti agricoli locali e di far arrivare ad ottenere a questi prodotti, a queste produzioni, i marchi DOC, i marchi di garanzia che comunque ne fanno un valore aggiunto anche rispetto a tutta la produzione italiana. Quindi insomma, oltre a ridare un aiuto a coloro che vivono di questa attività nel territorio, significa anche dare un ulteriore piccolo impulso anche a quella che è l'economia della città. Allora, il settore agricolo sicuramente sta soffrendo una crisi a carattere generale. Io però dico una cosa: sicuramente l'agricoltura non si può delocalizzare, ragion per cui dobbiamo sostenere tutte le azioni utili perché ci sia questo tipo di sviluppo. Sicuramente potremo andare a individuare dei percorsi dove vanno a individuare vendite a chilometro zero dei nostri produttori rurali che si stanno impegnando molto in questo, creare delle aree di mercatini a chilometro zero, questo per far sì che possano in qualche modo contribuire alle economie dell'azienda. Abbiamo sicuramente dei marchi importanti da promuovere, ma anche marchi involontari che stanno nascendo. Ricordo non ultimo il marchio del melone montagnanese, ma sono in attesa, so, i nostri agricoltori anche di procedere con marchi verso gli ortaggi, zona di cui siamo sicuramente ricchi. Per quello che riguarda il commercio, io credo che abbiamo un centro commerciale naturale da valorizzare e con il quale fare delle promozioni coordinate verso l'esterno, in modo da essere attrattori sotto tutti i profili. Montagnana deve essere attrattore di interesse ad ampio raggio.